L'assemblea annuale dei soci dell'Associazione Isolana Albergatori è stata l'occasione per lanciare due nuove iniziative che puntano a fare della località la città balneare più sostenibile, grazie a due progetti pilota promossi da AIA, la comunità energetica e la compensazione di anidride carbonica prodotta dagli ospiti degli hotel attraverso l'acquisto di carbon credit. Quest'anno siamo riusciti a trovare, a mio avviso, quello che sarà il partner ideale per il 2024, la Regal Grid, con la quale abbiamo tutta la buona volontà di intavolare quello che è un nostro sogno, che è quello della comunità energetica iesolana. Consiste in un consorzio di fornitori e di consumatori di energia elettrica, e in questo caso derivante dal fotovoltaico, che ci permetterà di ottenere una riduzione dei prezzi e nel periodo invernale anche, reputo, un aiuto alla pubblica amministrazione per l'energia elettrica delle scuole e dei nostri palazzi, quindi il Palazzo del Turismo, l'APT e quant'altro. Partiamo a piccoli passi per vedere come riuscire a fare la migliore comunità energetica. A questo punto ne creeremo poi delle altre. Si parte quindi anche con il progetto pilota per la compensazione di CO2 prodotta dagli ospiti, intanto con i 12 hotel partner del progetto Sostenibilità, che per quest'anno avranno il costo coperto da dei contributi ottenuti dall'associazione. L'idea finale è quella di compensare l'anidride carbonica che viene prodotta, diciamo, all'interno della località, perché i nostri clienti giungono nella località, consumano diesel, benzina, e questo che produce anidride carbonica. Noi abbiamo tutta l'intenzione di compensare questa anidride carbonica, calcolando questa produzione di anidride carbonica e comprando dei carbon credit in modo tale da appunto compensare l'anidride carbonica stessa.